condizioni simili al 66, precipitazioni importanti, stress test perché? Perché andremo anche a verificare la nuova strategia, aver tenuto i laghi alpini vuoti, pronti ad accumulare acqua e a mettere in prova le nuove opere che abbiamo fatto dopo 2010. Che so, il bacino di Caldogno pieno non l'abbiamo mai visto, piuttosto che quello di Trissino. Cioè è cambiato molto rispetto al 2010? Sì, abbiamo fatto un sacco di opere, centinaia di milioni di euro di interventi, di consolidamento, di arzini. Ricordo nel 2010 abbiamo avuto 32 rotture arginali, quindi consolidati gli arzini, palificazioni e poi bacini di laminazione come Trissino, Caldogno, Muson dei Sassi, la Colomberetta, Viale Diaz che è in lavorazione e molto altro ancora. Opere che allora non c'erano. Cosa la preoccupa di più? Mi preoccupano le previsioni perché prevedono 400 mm d'acqua per metro quadrato, vuol dire acqua fino alle ginocchia, se il metro quadrato avesse le pareti. E dall'altro mi preoccupano le situazioni importanti come quella del Piave, perché il Piave alla piena storica, l'ultima ce l'ha avuta nel 66 e la statistica ci dice che ogni 100 anni c'è una grande piena storica. Spero che sia fra 50 anni in modo tale che ci attrezziamo di più. Dall'altro abbiamo avuto grandi segnali, penso all'Adige a Verona, al quale mancava un metro per esondare e uscire dagli argini. In questo momento, per quel che riguarda la protezione civile e il volontariato, stanno operando più di 500 persone a vari livelli in varie province. Sono allertate più di 1000 persone che oggi non sono andati a lavorare proprio per in attesa di significativi eventi, se ci fossero, speriamo di no, ma se ci fossero siamo pronti. Quindi tutte le squadre specialistiche, quelle con imbarcazioni, sommozzatori, sono state tutte preallertate per la Regione Veneto, non solo, abbiamo collegamenti anche con le altre regioni perché con l'allertamento nazionale, con la mobilitazione nazionale, anche il Dipartimento ha messo a disposizione le altre attività. Possiamo fare un po' il punto su quelle che saranno le prossime ore e i prossimi giorni? Allora, le prossime ore saranno di un'ulteriore precipitazione tipica di quella simile a quella che è avvenuto ieri, però purtroppo in questo momento troveremo un assetto idrogeologico già compromesso, quindi ci attendiamo situazioni ancora più critiche. Diciamo che dovrebbe piovere fino alla notte, diciamo la mattina di domani, ecco, non di più. Dopodiché comunque avremo dei problemi dati dall'assetto idraulico, perché la pioggia in montagna vuol dire fiumi in piena il giorno dopo.